E dunque siamo qui per valutare il calciomercato o non calciomercato dell'Inter, possiamo chiamarlo anche così, perché l'Inter praticamente non fa niente in questo mercato invernale 2026, si limita a guardare gli altri comprare perché l'Inter non ha né comprato nessuno né ha venduto nessuno, quindi è identica a prima, ha fatto anche peggio dell'anno scorso, perché se l'anno scorso era arrivato Zalewski ed avevano venduto Palacio in prestito al Monza, quest'anno manco quello, quest'anno l'Inter ha trattato per Perisic, per Cancelo, per Diaby, per Curtis Jones, per una miriade di giocatori non è arrivato nessuno, non è arrivato nessuno perché Luis Enrique è rimasto, Frattesi è rimasto, Curtis Jones non si sa più niente, Diaby, boh, abbiamo provato a fare alternativi per lui ma anche lì non è andata bene, quindi zero, cioè è senza voto il mercato dell'Inter perché alla fine che voto puoi dare all'Inter? Non ha fatto assolutamente niente, identica prima, l'unico vero acquisto è Musolin, che è il ragazzo che viene dalla Serie B, e basta.